Mentre il conflitto sembra essere giunto ad un momento di svolta e si attendono con ansia gli avvenimenti dell'ultima ora, Treviso si mobilita, forse in modo un po' tardivo, verso iniziative di pace. Due forme molto diverse, quelle che hanno caratterizzato la giornata odierna, ma con un unico scopo: sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della pace e della risoluzione politica nelle controversie internazionali. La prima, con i crismi dell'ufficialità, è stata la seduta di apertura della nuova Commissione Consiliare per la Pace. Una commissione fortemente voluta soprattutto dai Verdi, che si riunirà periodicamente, vedendo la partecipazione dei capigruppo politici. L'incontro di oggi è stato disertato da alcuni, forse per l'improvvisa convocazione da parte del sindaco che ha avvisato un po' in ritardo gli interessati. Intanto, mentre i consiglieri esprimevano le diverse opinioni dei rispettivi partiti nei confronti della guerra in atto, in piazza San Parigio si svolgeva una manifestazione più informale ed improvvisata. Alcuni gruppi musicali trevigiani si sono infatti avvicendati sul palcoscenico in un concerto contro la guerra, organizzato tra gli altri da Radio Cooperativa, Comitato contro la guerra, Democrazia Proletaria. I complessi hanno partecipato tutti gratuitamente e rappresentavano i nuovi generi della cultura rock. Si andava dalla new wave al punk, dal reggae all'hardcore. Un pubblico molto vario che ha partecipato dunque non solo per ascoltare un po' di quella musica che raramente trova spazio, ma anche per discutere in modo diverso di guerra e di pace.